diramato alle ore 10:30 di oggi, il Centro Marei di Venezia comunica che domani mattina sussisteranno condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta a causa del veloce passaggio di un minimo depressionario. Secondo le previsioni disponibili, soggette però a un'evoluzione meteodinamica, sabato 23 gennaio alle 6:10 sarà possibile registrare un evento di marea con colmo di 115 cm a Venezia e 100 cm a Chioggia. Occhi puntati dunque sulla sala operativa gestionale del sistema MOSE, dalla quale segnalano il possibile sollevamento delle barriere a partire da questa sera alle 22, con l'avvio dell'abbattimento delle paratoie previsto per le 8:10 di domani mattina e la conseguente riapertura dei canali attorno alle 10:10. Sempre la sala operativa comunica che sono state utilizzate le previsioni più cautelative tra quelle previste dalla revisione del 13 dicembre 2020 della procedura per la difesa dagli allagamenti nella fase provvisoria, una precauzione volta a scongiurare il ripetersi di un evento drammatico come quello dell'8 dicembre scorso. Tuttavia, se fossero confermate le previsioni e la decisione di sollevare le paratoie del Mose, a rimanere penalizzato sarebbe ancora una volta il traffico marittimo e in particolare la navigazione dei pescherecci di Chioggia. I pescatori sarebbero infatti impossibilitati a uscire in mare questa notte, nonostante un picco di sole 1 metro nella laguna sud, che con questi numeri e fino a 130 cm di marea è gestibile anche dal sistema locale Baby Mose. Intanto le squadre di tecnici e informatici di Comar, Tetis e Consorzio Venezia Nuova hanno ricevuto il preallarme e dal pomeriggio di oggi saranno pronte a sollevare le barriere, calcolando anche, sempre in via precauzionale, la possibilità di un margine di errore causato da un possibile incremento del vento maggiore del solito, il quale potrebbe raggiungere i 35 cm. La Giunta Comunale di Chioggia ha approvato lo scorso 13 gennaio una delibera con la quale l'ente aderisce al progetto Una rete di sostegno per il territorio e approva la bozza di convenzione con il Comitato Veneziano della Croce Rossa Italiana. Il progetto, che si avvale anche della collaborazione dell'Associazione Commercianti di Chioggia, è sostenuto anche dalla donazione effettuata da un privato cittadino di Chioggia, con l'obiettivo di sostenere il reddito dei cittadini residenti o domiciliati nel territorio del comune, che si trovano in uno stato di difficoltà economica particolarmente critico a causa dell'emergenza sanitaria. Una rete di sostegno per il territorio verrà realizzata attraverso la creazione di un servizio di spesa a domicilio per le persone e famiglie coinvolte che necessitano di alimenti o beni di prima necessità. L'acquisto e la consegna della spesa effettuata negli esercizi di vicinato del territorio sarà effettuata a domicilio dai volontari della Croce Rossa Italiana, che ha chiesto la collaborazione dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune per individuare la platea dei soggetti destinatari, soprattutto quelli con presenza di persone fragili. L'Organizzazione per la gestione della destinazione turistica Chioggia, Storia, Mare e Laguna e l'assessora al turismo Isabella Penzo invitano tutte le strutture ricettive del territorio ad accreditarsi nella piattaforma di Destination Management System messa a disposizione dalla Regione del Veneto per essere presenti e visibili attraverso il sito veneto.eu e nel nuovo portale di destinazione visitchioggia.org. Ogni struttura ricettiva, spiega l'assessora Isabella Penzo, una volta registrata, sarà autonoma nel curare i propri contenuti, quali informazioni, descrizioni, immagini e facilities.
La Regione Veneto stessa, lo scorso dicembre, ha inviato a tutti gli operatori una comunicazione via mail per l'accreditamento a web client di DMS Desk Line 3.0. Per agevolare questa fase di registrazione, che è fondamentale allo scopo di essere presenti e implementare i due portali web veneto.eu e visitchioggia.org, l'OGD ha messo a disposizione il personale dell'Ufficio di Informazioni Turistiche di Chioggia, nella persona della dottoressa Nadia Panato, la quale contatterà telefonicamente le strutture al fine di fornire informazioni pratiche relative all'utilizzo della stessa piattaforma. Il servizio è gratuito è davvero importante per agevolare il visitatore a conoscere il territorio e prossimamente poter prenotare direttamente dal web. Per ulteriori informazioni, i titolari delle strutture in questione possono contattare l'ufficio turistico telefonicamente dal martedì al sabato con orario 9-13 al numero 041 403652 oppure tramite mail all'indirizzo ufficio.iat@chioggia.org. L'applicazione del nuovo metodo tariffario della Tari, il tributo comunale per l'asporto dei rifiuti, e della Tarip, la tariffa corrispettivo calcolata in base alla produzione di rifiuto secco residuo di ogni singola utenza, deciso dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, non sempre si traduce in un automatico aumento della bolletta a carico dei cittadini. Una nota di Veritas, la società partecipata da 44 comuni dell'area metropolitana di Venezia, spiega la complessità della faccenda. Lo sforzo dell'azienda sarà volto a rendere più omogenei possibili le standard di servizio, producendo quindi economie di scala in grado di annullare o minimizzare gli aumenti causati dalla frammentazione dal nuovo sistema di calcolo. I comuni che vedranno accrescere le bollette sono solo 5 su 45 e l'aumento sarà probabilmente bilanciato o addirittura assorbito dalla lotta all'evasione e all'elusione tariffaria. Chioggia non è fra questi, dal momento che il comune recupera 1 milione di euro proprio da Veritas, dopo che l'autorità ha appurato la flessione dei costi nel contratto di servizio e lo restituirà agli utenti. In moltissimi altri comuni, continua il comunicato della società Multiutility, l'omogeneizzazione dei servizi è stata compiuta negli scorsi anni, con il risultato che i cittadini e le imprese non vedranno nelle bollette alcun effetto causato dal nuovo metodo di calcolo. Tuttavia Veritas non nega l'aumento di 4 milioni annui dei costi, causati a suo dire dai ritardi nell'autorizzazione all'inceneritore di Fusina. L'impianto di termovalorizzazione e recupero energetico del combustibile solido secondario, ostacolato da comitati civici e ambientalisti, ha imposto finora di smaltire altrove le tonnellate di rifiuto non riciclabile prodotto dalla collettività. Occorre procedere con velocità a recuperare il tempo perduto, conclude la nota dell'impresa, e mettere l'impianto di Fusina in condizioni di operare, visto che è moderno, necessario, controllato e a basso impatto. Altrimenti gli aumenti delle bollette dei rifiuti saranno generali e ben maggiori rispetto al nuovo metodo di calcolo di ARERA. Dal canto loro i comitati, in primis opzione 0, respingono le accuse al mittente. Si tratta di dichiarazioni evidentemente risibili che denotano un certo nervosismo della dirigenza di Veritas dopo il deposito del ricorso al TAR e dopo l'importante presa di posizione di Italia Nostra. I veri motivi dell'aumento della Tari, commentano i comitati, sono da ricercarsi nelle scelte industriali sbagliate e senza visione messe in atto in questi anni da Veritas su mandato dei comuni soci, nella scarsa innovazione dei processi produttivi e probabilmente anche in una gestione poco attenta dei costi generali del servizio. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato 30 milioni di euro per il porto di Venezia e Chioggia,
atto a potenziare il trasporto fluviale delle merci lungo le acque interne. Lo afferma un articolo pubblicato oggi dal numero del Gazzettino in edicola. Verrà così incentivato l'utilizzo dei fiumi e canali per condurre container e carichi eccezionali a Mantova e Cremona, centri di smistamento per l'industria di trasformazione dell'intero nord-ovest. Fondamentale il sistema delle chiuse per togliere dalla strada il traffico pesante su gomma. Il decreto ministeriale si affida agli incentivi destinati all'acquisto di mezzi quali chiatte e pontoni, migliorando anche le prestazioni ambientali della flotta esistente. Il sistema portuale di Venezia e Chioggia viene considerato forse l'unico in Italia a contare sopra vie navigabili interne come il Fissero, Tartaro, Canal Bianco, oppure la tratta padana verso Piacenza, ritenuta necessaria anche dai corridoi dell'Unione Europea. Si stima che una chiatta in grado di trasportare 60 container tolga dalle strade 60 camion per ogni viaggio, con quel che ne consegue in termini di pulizia dell'aria e di diminuzione del rischio di incidenti. Armatori e imprese che utilizzeranno la mobilità fluviale saranno agevolati dal contributo massimo di quasi 2 centesimi per ogni tonnellata caricata, che sarà moltiplicato per i chilometri corrispondenti evitati lungo la rete stradale e autostradale. L'incentivo per la tratta Mantova-Venezia ammonterebbe pro capite a circa 3.000 euro.